Saresar, come chiamate voi che siete magari di diversi paesi del Friuli? Il ciliegio, no? Il Saresar, insomma, non ha importanza l'albero, quale sia, ma è l'idea dell'albero come identità. Ogni anno l'albero fa frutti nuovi, fa foglie nuove, fa rami nuovi, vuol dire cresce, come noi qua in Friuli, arriva nuova gente, insomma, però le radici, se non sono ben salde per terra, è chiaro che la prima, in Furlan si sa, le prime bugate di aria va giù. Ecco l'importanza delle radici. Questa è vera proprio perché una volta, 40 anni fa, io e mia nonna abbiamo piantato veramente un ciliegio nell'orto. Menone e io l'uvin plantare da dal vecchio Dialinar in sonda lor. L'uveve comprat mio nonno checo in place Saniacum sul marchiat che il picciul ha volut dichiariesar al veve dos fueis e un'era mute e io sieta in sei pregons curt passar di man un bottile d'anator de buge, un po' d'indiaghe di fossal, cal cresci fuerte san e natural. Così per qualche anno fossi cresciuti insieme, lui con gli primis rosis e io coi prins amors, con che schiariesis rossis, golosis perché sfruttis, gli primis bussadutis, guai robat. Menone tal so picciul e a fate la so part. La vita però e va in devan. Non può fermarsi in sonda l'ort dai siums di un frut. Così anche me mia quarta via, dula che non ha sinchiariesars, d'un atrimont calzat di artificial. O soi tornat là dopo tanti anys, non l'era poi che il Dialinar, ma un gran placial. Da che confusione di mil rotondis, o soi restat come fulminat, dal miec all'ere là, il chiariesat. Per un momento all'anglo mi soi come ingroppat, le un fat che al può succedi se si ha una certa età, e lui plen di braure, chiamat di mil chiariesis, all'ere come a dimmi chiale frut. Se tu has vidris ben saldis, tu tenis dur per dur.